Tra le più conosciute c'è quella di Londra, l'indimenticabile London Eye, mentre la più antica è quella di Vienna, inaugurata nel 1896. L'estremo oriente poi non ne può fare a meno, ne conta decine dal Giappone a Taiwan, mentre a Parigi viene montata per le feste natalizie in Place de la Concorde. In Italia fino ad oggi eravamo abituati a vedere la gettonatissima ruota panoramica solo nel Luna Park. Il problema delle sovrintendenze in Italia aveva reso vano il tentativo di avere una ruota panoramica nel centro cittadino sia di Milano che di Torino. A vincere la scommessa invece sarà la città di Jesolo, che già il prossimo aprile avrà la sua bella ruota panoramica di 55 metri di altezza ad accogliere i 15 milioni di turisti che ogni anno soggiornano lungo il litorale tra Jesolo e Cavallino. Un investimento di 7 milioni di euro che sarà sostenuto dalla società The Will. In Italia abbiamo purtroppo una sovrintendenza molto difficile. Siamo riusciti a vincere la battaglia dopo anni, Massimo aveva cominciato 10 anni fa a lavorare su Rimini, a vincerla con il sovrintendente di Ravenna e allora immediatamente dopo il risultato di Rimini ho chiamato Luciano Pareschi e dice ci piace Jesolo, ci vediamo e ci siamo visti, siamo arrivati qua, poi tra animali e tra Luciani ci capiamo. 42 cabine chiuse e climatizzate per un totale di 252 posti a sedere. La ruota panoramica sorgerà nel piazzale del Pala Arex, che negli ultimi anni ha ospitato Miss Italia. Un obiettivo ambizioso e coraggioso raggiunto attraverso la collaborazione tra pubblico e privato. La ruota panoramica diventerà così il nuovo simbolo del divertimento jesolano. È stata un po' dura ma ci siamo arrivati. Credo che aver portato via poi tra l'altro la ruota da altre località balneari molto ambiziose e molto vicino sia stato un lavoro certosino di cucitura di tutti quanti, anche i partner che qui abbiamo, però comunque ci siamo arrivati.